come sempre apriamo quasi sempre male la giornata. Infatti ieri c'è stato un forte terremoto di magnitudo 6.3 e stavolta ha scosso l'Indonesia alle ore 19:24. La scossa è stata, la scossa è stata sulla costa settentrionale dell'isola di Irian e Jaya ed è stata avvertita a centinaia di chilometri di distanza, quindi è stata molto sentita perché l'epicentro era pochissimo, era solo 20 chilometri e quindi si temono danni e vittime. Purtroppo, come sempre, l'aggiornamento non lo posso tenere in tempo reale, anche se è successo ieri, ma comunque si temono molte vittime e danni. Non si sa, giustamente in queste ore ho provato a cercare su vari siti ma non ho trovato nulla, anche se in questi 2 giorni ci sono state tante scosse di terremoto superiori al sesto grado, quindi in effetti negli ultimi 2 o 3 giorni ce ne sono state un sacco, ragazzi. Quindi la terra torna a tremare, come in Cina che ci sono stati 12 morti, diciamo in Giappone, adesso in Indonesia, quindi la terra sta tremando di brutto. Quindi ragazzi, per ora non posso aggiungere altro, solo posso confermare questa forte scossa che è stata, diciamo, sentita a centinaia di chilometri. Questa è la cosa brutta, perché la profondità era solo di 20 chilometri, quindi può essere pure che è arrivato perché volevano dare l'allerta tsunami, non si sa nulla, ragazzi. Quindi in effetti vi dico una bugia. Comunque ci sono stati tanti terremoti e quindi ci sono poche notizie, perché come ripeto ho provato a fare ricerche, ma ci sono stati 5 terremoti ultimamente superiori al sesto grado. Quindi ragazzi, io come so qualcosa in più provo a pigliare informazioni. Sono andato anche sul sito filippino, indonesia, giapponese, ma nulla, non ci sono notizie, solo questa qui, diciamo, di questo forte terremoto con epicentro a solo 20 km, e scrivono ci saranno da persone, diciamo, vittime e danni. Quindi non so dirvi se ci sono oppure non ci sono, perché la notizia è solo questa. Ho provato in vari siti russi, ma di tutto. Non riportano ancora nulla, quindi o forse è troppo presto, anche se è capitato ieri alle 7:30 di sera, però attualmente tutt'oggi non ci sono notizie. Telegiornali come sempre nessuno ne parla, nessuno sa nulla, quindi se potremo sapere qualcosa dalla rete è bene, se no non si saprà mai nulla. In effetti molti di voi dicono: ma possibile che in TV non lo dicono? Ieri non l'ho sentito personalmente, neanche stamattina, quindi l'ho saputo camminando sul web in effetti, quindi se no neanche io lo sapevo, ma io sono andato a vedere sull'IGV e ho visto questa scossa e poi sono andato a vedere se stavano feriti, morti, e di fatto ho trovato solo un articolo in, diciamo, in inglese in America, no, non va oltre, diciamo, perché quello è quello che sanno. Quindi ragazzi, se mai più tardi oppure stasera, se so qualcosa in più, faccio l'aggiornamento, scrivo aggiornamento terremoto Indonesia, così farò. Se ci saranno notizie, ragazzi, poi non lo so. Vi auguro una buona giornata, come sempre incominciamo sempre male, ma come ripeto ragazzi, le belle notizie non esistono, quindi stanno nelle telenovele, nelle puntate, come dico a mia mamma, quindi non ci pigliamo per fessi, le belle notizie stanno nelle favole. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata. Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, quindi speriamo di chiudere in bellezza. Ragazzi, ciao, ci sentiamo più tardi, fra un'ora, fra 2 ore, quando ci sarà qualche notizia, io faccio la diretta.